Dopo la pausa del Covid riprendono le attività religiose in occasione della Santa Pasqua, stamani momento clou, con l'incontro tra Gesù e la Madonna avvenuto in piazza Municipio, che ha visto una folla di gente credente assistere alla cerimonia. Da un lato la statua di Cristo che scendeva da via Bac con a seguito i suoi fedeli, dall'altro quelli della Madonna provenienti dal santuario dell'Addolorata. Quindi la riflessione di Don Lino Argento dalla parte della chiesa di San Domenico vicino al municipio a invitare i fedeli alla preghiera in un momento così difficile, diviso ancora tra la pandemia da un lato e della guerra in Ucraina dall'altro. I riti religiosi continueranno con la crocifissione del Cristo sul sagrato della cattedrale, quindi alle ore 17 l'azione liturgica e alle 20 l'inizio della processione con il Cristo e l'Addolorata dietro, partenza dalla cattedrale, seguendo il percorso di via Duomo, Plebis Rea, via Gioieni, piazza Vittorio Emanuele, Porta di Ponte, via Atenea, piazza Pirandello. Quindi l'intervento dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Ringraziamo il Signore e naturalmente anche la Vergine Maria Madre Addolorata che quest'anno, venerdì santo 2022, questa processione tanto cara al popolo agrigentino si sta facendo. Stiamo cercando di essere molto prudenti nel fare il tragitto e comunque vedo che la gente corrisponde a questo momento prezioso della nostra fede che si manifesta attraverso la pietà popolare, questa attenzione in questo momento verso la Madre Addolorata, ma tra poco insieme a Gesù appassionato e poi e con tutto il popolo, le confraternite seguiranno insieme i simulacri di Gesù e di Maria Addolorata. Sono in un certo qual modo, diciamo così, contento perché stiamo riprendendo la normalità, ma dobbiamo ancora attendere un altro poco di tempo perché la normalità completa ritorni e ci affidiamo in questa processione alla Vergine Madre Addolorata, naturalmente prima al Signore Gesù, perché abbiamo già elevato, continuiamo ad elevare una preghiera per la pace nel mondo, sappiamo di che cosa stiamo parlando, e anche perché questo ritorno alla normalità con la fine di questa epidemia cessi. La Vergine Madre ci accompagni in questo tragitto, ci sostenga, ci benedica e, come ho detto fin dall'inizio della protezione, tutti siamo avvolti col suo manto benedetto. È un momento significativo in questo momento delicato nella quale tutto il mondo anela la pace, nell'incontro tra la Addolorata e il Redentore vogliamo vedere quell'incontro nella ricerca della risoluzione di tanti piccoli conflitti e grandi conflitti che ci sono nel mondo e in maniera particolare un pensiero a quelle donne, a quelle madri, a quelle figlie che in questo momento nei paesi, in Ucraina in maniera particolare, sono vittime di soprusi, vittime di attacchi. Ecco, fissare lo sguardo sull'Addolorata significa maturare in noi non solo sentimenti di compassione, ma già volontà di risolvere nel nostro piccolo, nelle nostre coscienze, nelle nostre case, nella nostra città, tutti quei piccoli conflitti, ecco, che nascono per poter fare generare veramente la pace. E la ripresa della processione in questo tempo, ancora a cavallo della pandemia, è un segno di speranza. Riportare le statue e i simulacri al centro della città significa rivolgere lo sguardo alla speranza della risurrezione, che sia veramente un percorso di rinascita, non solo per i conflitti mondiali che ci sono in corso, ma anche per la nostra città, che ha bisogno di tanta ripresa, non solo economica ma anche sociale. Signora, si ritorna di nuovo dopo il Covid, una sua sensazione di questo momento particolarmente religioso? Pensiamo, Signoruzzo, ma non ci andava a aiutare di dare la salute pure in questo tempo. Sono commossa, perché dopo tanti anni finalmente vedo